A Cremona, in occasione di fiere zootecniche, l'evento più importante per quanto riguarda l'Italia dedicato all'allevamento, siamo stati nello stand delle Agricole Forte per accogliere le voci dei protagonisti con Federica Lago. È la fiera della zootecnia internazionale d'Italia. La prima fiera che noi abbiamo fatto come azienda agricola già da 20 anni e ci ritorniamo con molto orgoglio perché si sente una grande energia in questi giorni. Anche oggi la fiera è gremita. Noi siamo arrivati qui in fiera con molti valori. Uno è coltivare la terra per arrivare nella salute e ci presentiamo con il nostro territorio, con la nostra visione, con la nostra missione e quindi con i nostri prodotti a base di erba medica, che siamo partiti in questo caso dal feed, quindi alimentazione per gli animali, ci siamo portati nel food, nell'alimentazione per l'uomo, per creare maggiore valore nel prodotto finale. Abbiamo visto numerosi ospiti, amici che hanno fatto un passaggio al tuo stand, anche dei formaggi girare, raccontaci qualcosa. Sì, la nostra scelta come ogni anno è raggruppare la filiera corta con tutti i produttori che tra l'altro utilizzano l'erba e il foraggio nell'alimentazione degli animali attraverso delle degustazioni di formaggi a filiera corta con alimenti a base di erba, con dei prodotti di alpeggio da tutta Italia e quindi siamo orgogliosi di questo percorso e di questo cammino assieme. Oggi siamo a Cremona, al padiglione 2, ospiti di Agricole Forte. In questi giorni Cremona è cuore pulsante della zootecnia italiana ed europea. Siamo con Elisa, esperta di filiera, e a cui vorrei chiedere quanto è importante la nutrizione dell'animale. È determinante e lo dimostra questo formaggio, perché se loro stanno bene, mangiano bene, mangiamo bene anche noi e stiamo bene anche noi. Questa è una formagella di vacca di razza bruna italiana e diciamo arriva da un alpeggio, quindi gli animali hanno pascolato, si sono nutriti di erbe ma anche di fieni, di pascoli estivi che hanno reso questo formaggio unico. Questo è un formaggio a latte crudo, significa che il latte non viene pastorizzato ma subisce solo una leggera termizzazione. Chiaramente i profumi ricorderanno quelli dell'erba e del fieno. Vorrei ricordare che questo è un nostro cliente, l'amico Simone, che utilizza la medica che dà il profumo, che dà il colore e poi in degustazione appunto dà i suoi risultati e il risultato è unico nel suo insieme. C'è un profondo legame tra un prodotto di qualità come questi che vediamo e naturalmente tutte le fasi che compongono una filiera, dalla fase della produzione primaria a tutta il monitoraggio degli elementi di qualità che stanno dentro, per esempio un disciplinare piuttosto che un altro, e il tema legato all'allevamento, inteso come attenzione al benessere degli animali, attenzione alle diete, attenzione al management dell'allevamento, che può condurre ad avere un prodotto che consente alla fine, cioè di estrema qualità, che consente alla fine di poter essere trasformato in un prodotto di altissima qualità. Quindi nulla è a caso, ogni segmento contribuisce poi al prodotto finale. L'importanza della qualità dei prodotti, di quello che mangiano gli animali. Io allevo sia bufale che vacche da latte, da quello che mangiano poi viene trasmesso nel prodotto finito, che è molto importante per il consumatore finale, poter dare cibo di qualità, freschezza, genuinità, e poi con l'erba medica ancora diamo una determinazione maggiore nel sapore e un valore proteico maggiore sia del latte, del latte che del prodotto finito, e un valore aggiunto, ecco, in tutta la sua filiera, che noi parliamo di filiera corta, ecco. Siamo con Gianandrea Calaresu del caseificio di Primiero. Quanto è importante la filiera? Che valore
La filiera è di fondamentale importanza per quanto riguarda anche l'aspetto caseario, perché un prodotto che alla fine si mette in bocca nasce dal territorio, nasce dall'erba, che poi si trasmette naturalmente a livello animale e poi ci dà un latte e dei formaggi di qualità. Quindi l'importanza di essere custodi del territorio innanzitutto è una questione fondamentale e vitale importanza per quanto ci riguarda. Qui davanti oggi abbiamo presentato uno degli esempi della nostra filiera, questo vi fa capire come da un latte unico raccolto con passione, prodotto dai nostri soci, si possa ottenere un prodotto sì legato alla tradizione, ma anche di una qualità e un gusto veramente importante. Questo è un Trento in grana con latte d'alpeggio, quindi alimentazione ad erba fresca durante l'estate. È un prodotto che ha 13 mesi di stagionatura in questo momento, fatto esclusivamente con latte, caglio e sale, con un gusto unico che lo differisce ad esempio da un parmigiano reggiano, da un grana padano, perché rimane dolce nonostante la stagionatura. È una scelta di imprenditori agricoli come seminare nella terra ma anche nella vita, quindi i nostri valori che ci hanno insegnato i nostri genitori nel lavoro ma anche nella vita, quindi noi sosteniamo Sport in Veneto, che è un'associazione di ragazzi con disabilità motorie e intellettive. Qui c'è Giovanni che fa parte di Sport in Veneto come atleta e calciatore di calcetto che hanno vinto 3 volte il titolo italiano, ma anche ti vuoi presentare Giovanni? Io sono Giovanni Zaramella e sono bravo calciatore di calcio, però sono fortunato il mio dito, adesso sono guarito e poi sto prendendo atletica e calcio. È campione mondiale della 4% e la 4x400 e con il papà e un'altra associazione vorrebbero che anche i ragazzi con queste disabilità potessero partecipare alle Paralimpiadi. Siamo qui per portare questo messaggio e anche sociale.